Oh, amici belli, proprio i rumori, cioè io premo sul tasto di recording, di ricordazione, come si dice, e partono subito i rumori. Bene, proprio così devono cominciare i video. Demme, i nazionali, Jorginho, cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici miei, prima di tutto come va? Io volevo aspettare magari anche la partita con il del Belgio, no? Per vedere se Mertens gioca, che cosa fa, eccetera, eccetera. Però poi mi rendo anche conto che per una questione di algoritmi, se io aspetto, poi dopo a voi non vi arrivano le notifiche, per esempio Emidio Coppola, benvenuto a tutti i nuovi iscritti, a quelli che sono capitati per caso, fatemelo sapere sotto, e a tutti gli altri lasciate un like. Sapete perché? Perché YouTube sta sperimentando una cosa, non si vedono più il numero dei dislike. Non lo so se questa cosa è buona o peggio, perché si divertono a cliccare giusto per... ma insomma voi combattete con i like preventivi, lo sapete, i miei eroi dell'esercito bellino lo fa già, qualcun altro si sta convincendo, e quelli che si divertivano con i dislike non funziona più. E quindi io però li vedo, io li vedo, i creatori li vedono i dislike, siete voi che non vedete il numero salire, quindi magari se siete in disaccordo su qualche cosa, ma parliamone, non c'è bisogno del dislike, non cambia niente poi a livello di algoritmo, quindi non c'è problema. Tra l'altro fatemi anche sapere, perché io alle volte faccio gli short e chi è iscritto al canale Telegram lo sa, perché io mangio il link, benissimo, proprio perché quando uno apre la bocca ti riflette. Chi non è iscritto al canale Telegram, non è detto che YouTube ti mandi la notifica, poi non compare nella cosa, insomma fatemi sapere tutte queste cose belline, così io mi organizzo. Signori miei, notizie così, notizie belline, notizie meno belline, giusto, facciamo un recap, anche perché nel live match noi abbiamo visto i nazionali, no? E allora per esempio Elmas già è stato protagonista con un paio di assist nella sua partita. Koulibaly mi pare che ha pareggiato, niente di che, Popotta insomma non mi ricordo. Lozano per esempio, Lozano ha giocato tutta la partita, ma l'America li ha battuti 2-0 ieri sera, e io ieri sera, che era martedì, che si sappia, che ero a suonare, a un certo punto lo mettono proprio nello schermo mentre suonavo, mi giro e McKennie, mentre spiegavo agli altri, no, McKennie ha un po' di difficoltà in Italia perché ci piacciono gli hamburger, le patatine fritte, segna McKennie un mazzo straordinario, 50 rimpalli, e quindi l'America batte Lozano, batte il Messico per 2-0. Lozano tutta la partita in campo non è stata cosa, non è un buon periodo, non è colpa del Napoli, si sappia, cari messicani, non siamo noi che non gliela passiamo a Lozano, non è un periodo proprio florido. Mertens vediamo tra poche ore. Osimhen ha segnato sul rigore, che è importante, non sottovalutate i rigori proprio in questo periodo dove si parla di Jorginho, mille polemiche, mille cose evitabili da dire. Ospina ha perso col Brasile, c'è stata una cosa che ho condiviso con gli abbonati, ma niente di meno, Quadrado che si abbassa vicino a Neymar e dice: sei un simulatore, come ti permetti, mentiroso, simuli tanti, ma volimmo farni, ma veramente chiudiamo tutto. Se Quadrado si sente il diritto di andare vicino a uno qualsiasi, uno che sia uno qualsiasi, Neymar, di dire sei un simulatore, come ti permetti, vergognati, io chiudo tutti i canali e non ce ne possiamo andare più. Un as non mi ricordo se gioca, non credo che abbia giocato, ma me lo fate sapere voi nei commenti. Rachmani ha perso l'amichevole e già l'avevamo vista, ma Frank Zambo Anghissà ha segnato un gran gol con il suo Camerun, era un calcio d'angolo, l'ho visto proprio al volo, era un calcio d'angolo, lui riceve palla rasoterra, se la alza praticamente con il controllo e tira al volo sul primo palo, una roba spettacolare. Frank Zambo Anghissà, al quale Spalletti ha chiesto se migliora un po' nella finalizzazione, ma io non gli devo dire niente, lo sta proprio facendo, signori. Anche Zielinski protagonista nella partita Andorra-Polonia, che la Polonia vince bene con gol Lewandowski e va in gol anche Milik. Zielinski in campo per 86 minuti se non vado errato, e Demme
risulta positivo a Covid, da regolarmente vaccinato. Male proprio, ma questo noi lo sapevamo, a livello proprio scientifico si sa che non è il vaccino non è che sei immune, però ti aiuta poi a non subirne troppo le conseguenze, eccetera eccetera. Non entriamo nel discorso scientifico perché sennò poi ci appiccichiamo. Il problema però serio è che ma sta accorto, perché avevamo un po' di paura per la questione Spalletti-Tudor. Dopo che Tudor è risultato positivo, allora dice Spalletti, quelli si abbracciano gli allenatori, e c'era questo pericolo. È uscito Demme, adesso si dice che il Napoli seguirà l'iter gestionale logico e previsto, e quindi vediamo un pochino. Nel frattempo, nella partita con l'Italia ne abbiamo parlato leggermente anche ieri nello short. Lo short è un minuto, devi condensare tutto. Si può parlare insomma un attimo del rigore, si può parlare del fatto che comunque un'Italia che per me è deludente comunque si è mantenuta sullo schema del Napoli rubato dal Borussia Dortmund, ma che viene dallo spogliatoio del Napoli con i collaboratori di Spalletti eccetera eccetera. Si dica, perché poi io sento nella telecronaca italiana, chi era, la Rai, che diceva i collaboratori Coverciano si studiano queste cose. Avete fatto il terzo posto, nemmeno il secondo posto, avete fatto il terzo posto, e permettetemi di dire che secondo me questa cosa viene, ma perché non facciamo Insigne che dice ai compagni, perché non facciamo questa cosa qua della finta, perché l'abbiamo fatta, hai visto, no? Con la Fiorentina è venuta bene. Secondo me viene più da queste cose qua, ma comunque uno non vuole recriminare. Cross di Insigne, gol di Lorenzo che non riposa mai e non riposerà mai ma mai nella vita. E questa è una cosa che dicevo anche all'amico Neschio, no? Perché l'amico Neschio su Instagram diceva nel suo breve video, diceva però quelli che sono entrati dopo nell'Italia mi sono sembrati un pochino più freschi, hanno dato qualcosina in più. Berardi, lo stesso Calabria che entra in pochi minuti e sembra un pochino più fresco. E io rispondo, Neschio, perché proprio lo stiamo dicendo dall'inizio della stagione, questi qua non sono dei robot, sono gli esseri umani, e stanno giocando troppo questi giocatori da troppo tempo, da troppi anni senza fermarsi un attimo, e giocano troppo nelle loro squadre. Poi arriva la pausa nazionale e devono giocare sempre. È naturale che ad un certo punto sono stremati e non riescono a essere brillanti, e noi poi ci lamentiamo, Insigne, capite? Ma Chiesa che ha fatto? E sappiamo che Chiesa è anche sulla carta più forte di Insigne, ha più strappo, ha più dribbling, vede anche di più la porta, e lo stesso lui si è coordinato, pum, pallone altissimo. Insomma, non ci dobbiamo nemmeno accanire sui giocatori, o i nostri o quelli delle altre squadre che giocano nell'Italia. Giocano troppo, sono esseri umani, come è un essere umano anche Jorginho, rigorista, e fatemelo ripetere, rigorista, perché poi andatevi a vedere, si trovano su internet le statistiche di quanti in carriera ne hai segnato e di quante le hai sbagliate. Evitabile, frasi evitabili dire fanno tirare i non rigoristi. No. E poi esce anche un'intervista di Jorginho, è uscita adesso, l'ha fatta qualche giorno fa per France qualcosa, e insomma Jorginho ritorna sul suo periodo di Napoli e dice anche una cosa importante, che noi dobbiamo usare queste cose. Non è il pubblico che porge, siamo noi che dobbiamo porgere. Non è la massa che porge, siamo noi che dobbiamo porgere. Dobbiamo usare questi spunti per capire poi dopo nel futuro, perché Jorginho dice io ho fatto un errore, me ne andai in Islanda, poi dopo tornai, fu una vacanza, tornai dalla vacanza, cominciai ad infortunarmi, e faceva bene Benitez a non farmi giocare più titolare con continuità, perché poi ho avuto dei problemi fisici. Faceva bene Benitez, e noi poi diciamo Benitez non fa giocare Jorginho, era colpo di Jorginho, era colpo di Benitez. Jorginho però a 2 non può giocare, può giocare solo a 1. Lo vedete quante cose poi nel profondo si scoprono, e le decisioni di un allenatore non sono prese così a caso, e non sono prese magari per partito preso o per una convinzione tattica necessariamente. Ci sono i momenti, il quando, no? Il concetto del quando che abbiamo introdotto nel canale, il quando devi affrontare una partita, quando ti arriva un infortunio, quando ti nasce un bambino, quando ti molla la ragazza, quando l'amante ti sta rompendo quelle cosiddette e quindi c'hai problemi in famiglia perché devi scappare. E vi credete che i giocatori sono immuni da queste cose
cose qua? Assolutamente no. Alcuni sono più forti di altri sono dei ragazzini che si perdono, che hanno delle problematiche come tutti quanti noi. Di conseguenza, ragazzi, dobbiamo stare molto molto calmi quando giudichiamo. Adesso si giudica Jorginho che non sa tirare più i rigori, si giudica il nostro Insigne perché questo, quello, quell'altro. Dobbiamo essere più tranquilli, più pacati nei giudizi tutti in testa e capire il discorso solito che non sono dei robot. Adesso si è infortunato anche Calabria, ma abbiamo visto che quando entra Calabria Di Lorenzo comunque non esce. Mancini mette Calabria al posto di Emerson a sinistra e Di Lorenzo comunque non esce. Di Lorenzo che risulta anche decisivo, però poi va vista la partita. Abbiamo visto che comunque un pochino quel Vargas lo ha sofferto nel primo tempo, comunque il gol arriva là dalla destra. Insomma, questo per dirvi, Di Lorenzo sta overperformando, sta facendo cose straordinarie. Se un giorno Di Lorenzo gli scappa la pipì, il pallone arriva un quinto, non voglio dire De Marco, Di Marco, Darmian, arriva Perisic e Di Lorenzo gli scappa un pallone, ma è colpa sua? Possiamo mai dire che Di Lorenzo pigliamo sempre il gol da là? È anche vero, ma che gli possiamo chiedere di più a sto ragazzo? Veramente. Allora andiamoci calmi, andiamoci piano. Purtroppo questo è un weekend vuoto senza partite del Napoli, ci saranno ancora gli impegni della nazionale, noi li seguiremo così en passant, e a breve poi ci dobbiamo concentrare subito sulla partita dell'Inter. Ci saranno degli approfondimenti, ci saranno delle live anche infrasettimanali, lo saprete, chi mi segue lo sa, e quindi saprete tutte le cose. Ho suonato con i Dokken, ho fatto il fatto anni 80, è stata una cosa bellissima, la radio che è venuta, ha lasciato il biglietto da Viz, siete bravi, siete forti. Sono piccole soddisfazioni che ci prendiamo oltreoceano e vediamo cosa succede. Chi mi conosce lo sa, chi non mi segue non se ne frega, non fa niente, va bene così. Messico 86, non vi dimenticate, qualcuno nuovo non lo sa, ho scritto una canzone, si chiama Messico 86, c'è Diego Maradona dentro, ma in realtà è la storia della mia vita, ve la andate a sentire da New York. Valerio Fluido è tutto. Nell'America ha giocato Anthony Robinson tutta la partita e non ce lo compriamo. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose credi. Sei iscritto pure a TikTok. Prendi più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.